Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Il comune di Portoviro ha scelto di ospitare l'iniziativa Mammografia ed Ecografia gratuita, che consentirà alle donne del territorio comunale, non incluse nei programmi di screening, di effettuare esami diagnostici gratuiti all'interno della clinica mobile Welfare Care. Ascoltiamo l'assessore Capanna e il sindaco Valeria Mantovan, che in sala consigliare hanno anche ringraziato tutti gli sponsor che hanno permesso la gratuità di questa iniziativa. Bisogna dire che anche qui in questa iniziativa, che è assolutamente lodevole, Portoviro ha dato il meglio di sé, perché veramente abbiamo avuto una grande partecipazione di imprenditori, di attività del territorio che hanno supportato, consapevolmente questa iniziativa, che è volta alla prevenzione del tumore al seno, che è un tumore che purtroppo colpisce tantissime donne ancora oggi, proprio perché manca questa attività di sensibilizzazione verso la scoperta precoce di questo male. Con Michele Capanna, assessore del comune di Portoviro, per un'iniziativa importante. Noi stiamo vedendo un po' di immagini di questo camper sulla piazza Repubblica. Ce la vuoi spiegare, assessore, che tipo di iniziativa avete promosso? Certo, grazie ai continui progressi della medicina e della chirurgia e alle campagne di prevenzione, oggi di tumore al seno si muore molto meno. Basti pensare che a 5 anni dalla diagnosi oltre il 90% delle donne è ancora viva. E questo appunto grazie ai progressi della medicina e alle campagne di prevenzione. La Regione Veneto effettua uno screening radiologico gratuito per le donne di età superiore ai 50 anni, perché in questa fascia di età l'incidenza della neoplasia mammaria è particolarmente rilevante. Tuttavia questa incidenza non è di poco conto anche nelle donne di età inferiore. Ed è per questo motivo che abbiamo aderito con entusiasmo e abbiamo deciso di ospitare e patrocinare questa iniziativa assieme all'Associazione Prevenzione e Vita, con la quale vengono effettuati circa 50 esami radiologici gratuiti a donne di Portoviro di età compresa tra i 35 e i 49 anni che non sono inserite nello screening gratuito della Regione. Ecco, come sempre la città ha risposto, molti sono gli sponsor, molte le ditte che hanno sostenuto questo progetto, o sbaglio? Sì, la città ha risposto con grande sensibilità e generosità al messaggio che abbiamo voluto dare. Noi abbiamo voluto dare come messaggio, abbiamo voluto sottolineare l'importanza della prevenzione e per la diagnosi precoce e la necessità che le donne si prendano cura di se stesse con consapevolezza e convinzione. Noi come amministrazione comunale intendiamo ringraziare tutti gli sponsor, tutte le aziende che hanno risposto appunto con sensibilità e generosità, con la consueta sensibilità a questa iniziativa. Lei è medico e quindi prospetta altre operazioni di questo tipo, di questi screening particolari? Vediamo, ora ci lavoriamo perché la prevenzione è la chiave per la salute, per una salute e una sanità moderna, per tutte le patologie.